Bene, buonasera, benvenuti a tutti all'Ateneo Veneto. Gori, Albanese e Taliercio, per molti, credo per tutti i presenti qui oggi, evocano efferati omicidi e anni difficilissimi della nostra Repubblica. Per alcuni, peraltro, e non solo per i più giovani, e questo è terribile dirlo, sono solo il nome di un palasport, di un parco e di alcune vie di Mestre. Dobbiamo ammetterlo, non siamo riusciti a coltivare sufficiente la memoria di quegli anni. Un po' perché in Italia si vuole dimenticare tutto e si vuole anche dimenticare facilmente. Pensate che il condominio dove abitava l'ingegner Gori ha rifiutato la posizione di una targa. È stata dovuta mettere una lapide vicino perché evidentemente al condominio dava fastidio o forse si sviliva il valore con questa targa ricordo. Dicevo, in Italia si tende a dimenticare tutto, ma forse anche si dimentica perché, essendo state le Brigate Rosse sconfitte, a differenza della mafia che continua ad uccidere e continua ad occupare le nostre cronache nere, abbiamo voluto chiudere con quel periodo. È un periodo che è nato, si è sviluppato ed è morto, ma chiudere non significa cancellare e chiudere non può significare rimuovere, anche perché rimuovendo non solo si dimentica, ma anche si provocano dei guasti informativi. Antonio Taliercio, il figlio di Giuseppe, dice che quando andava a parlava insomma di suo padre, gli chiedevano di che partito fosse l'ingegner Taliercio, interpretando quindi quel periodo come una vicenda di lotta politica e non avendo assolutamente compreso cosa fosse. Ma quel periodo è diventato storia, è la nostra storia, la storia dell'Italia e la storia del nostro territorio. Ed è stata una storia terribile. Giustamente Adriano Favaro ha dedicato 30 pagine di questo libro al mero elenco dei fatti accaduti, ovviamente dei fatti terroristici accaduti in Italia dal 69 all'81. E nella mappa del terrore del Nord-Est, di cui ci parlerà dopo, ha elencato i fatti accaduti a casa nostra. Leggeteli, perché i fatti elencati uno dietro l'altro parlano più delle parole, fanno rabbrividire. Li ha divisi per anno e per mese, e ogni anno e ogni mese che Dio ha mandato in terra in quegli anni è successo qualcosa: omicidi, cambizzazioni, esplosioni. Oltre a non coltivare sufficientemente la memoria, a mio parere si è fatto un grande errore, ma questo ha riguardato non solo il terrorismo, ma riguarda in genere un po' tutti i fatti di reato. Ci si è concentrati sugli autori dei fatti di reato, cercare di capire da dove venivano, cosa facevano, perché facevano. E invece ci si è concentrati poco sulle vittime, le vittime dirette e le vittime indirette, quali i familiari. Anch'essi, come diceva giustamente Cacciari, non solo vittime, ma testimoni dei loro valori, persone che hanno pagato dei prezzi che nessuno può immaginare, ma che loro non scordano. Delle loro vite spezzate si sa poco. Diceva Barbara Gori che quando è tornata a Mestre dopo tanti anni, persino i colleghi del papà non sapevano che lei avesse una figlia che abitava a Brindisi. Nessuno sa che lei, figlia di genitori separati, viveva a Brindisi per un periodo, faceva le vacanze a Mestre e aveva progettato che a 18 anni sarebbe andata a vivere col papà. Solo che il papà a 18 anni gliel'hanno assassinato. Restituire quindi la voce ai familiari, ai testimoni, e in questo libro ce ne sono molti: avvocati, giornalisti, magistrati, sacerdoti. Capire come queste persone sono riuscite ad andare avanti, se e come hanno elaborato il loro lutto e se e come
hanno deciso di testimoniare, perché sono stati tutti passaggi importanti della loro vita, magari anche dopo tanto tempo, come hanno fatto Benedetta Tobagi e come ha fatto Silvia Girallucci. Mi piace leggere quello che ha scritto Silvia Girallucci, ricorderete, era la figlia di uno dei due componenti dell'MSI che sono stati uccisi da un'incursione dei brigatisti rossi. Lei dice: dopo 35 anni mi è venuta la voglia di capire e sperare. Se non ho potuto iniziare l'elaborazione del lutto con un funerale che non è in grado di capire, ora la memoria diventa la risposta a un bisogno profondo di cercare nella storia le ragioni della mia ferita. Ecco, spostare gli assi dagli autori alle vittime è uno spostamento su cui, devo dire, anche i giuristi si stanno molto orientando. Si fanno sempre più passi avanti in quella che viene definita giustizia riparativa. L'autore del reato viene magari individuato, c'è il processo ma segue la sua strada, ma c'è tutta un'altra strada delle vittime del reato che devono affrontare la fase successiva ai fatti, devono affrontare il processo, devono affrontare la fase successiva al processo, e adesso si sta, come dire, creando tutta una rete per dare quell'aiuto che probabilmente le vittime e i familiari di queste vicende non hanno vergognosamente avuto. In questo incontro quindi cercheremo di capire quegli anni, sentiremo le storie dei familiari aiutati da due testimoni, un giornalista, un magistrato e i familiari, soprattutto i familiari delle persone che sono state uccise. Termino con una immagine. C'è un film che sembra un film ironico ma è un film molto serio che si chiama La mafia uccide solo d'estate, di Pierfrancesco Di Liberto. Finisce con un'immagine, lui che praticamente nel film ha assistito involontariamente a vari assassini di mafia, quando ha un figlio porta questo piccolo a vedere tutte le lapidi, le targhe delle varie persone ammazzate. Ovviamente è una scena commovente, è una scena irrealistica perché il bambino è molto piccolo, ma è una sorta di pellegrinaggio. Ecco, io credo che forse noi, i giovani, chi c'era per ricordare e chi non c'era per imparare, quei luoghi dovrebbero frequentarli, perché quei luoghi evocano delle persone e queste persone non possono essere dimenticate. Grazie. Iniziamo il nostro incontro dal contributo di Adriano Favaro. Adriano, tu hai vissuto quel periodo e avevi uno sguardo attento perché dovevi raccontarlo come giornalista e sei stato anche testimone diretto di alcuni fatti. Sei andato a casa della famiglia Taliercio il giorno successivo a quando è stato scoperto il cadavere dell'ingegnere. Gianfranco Bettin dice che tutto deve essere riportato, tutto iniziò nell'estate del 1970 con i primi scontri tra studenti, operai e forze dell'ordine, e da quel momento lui dice gli operai al petrolchimico si sono radicalizzati. Com'è che si è arrivati dopo 10 anni a quegli orribili anni del 1980 o 81, quando anche la gente si comportava in maniera strana, perché ci ricordiamo tutti le frasi né con lo Stato né con le BR. E proprio nel tuo libro un collega di Riccardo Bosio ricordava che quando si andava con l'autobus, si passava il cavalcavia di Mestre, c'erano gli striscioni delle Brigate Rosse. E lui stesso una volta racconta che andando in autobus, l'autobus si è fermato e una persona è entrata e ha buttato dei volantini delle Brigate Rosse. Ecco, com'è che siamo arrivati a tutto questo, Adriano?
Grazie Presidente. A dire la verità non lo so. Io ho tentato di capire, come hanno fatto gli altri, di ricapire, perché ho avuto delle fortune una fortuna è stata quella di andare degli archivi, che ormai sono quasi irraggiungibili. Attenzione, un paese che dimentica la propria storia, la dimentica anche in maniera concreta. Sono andato all'archivio di Stato e c'era poca roba e dico, e il resto? Lo trovo a Roma. Dico, vabbè, e dove vado? No, lei va a Roma, poi chiede, forse, se ha fortuna, trova, e se no, pazienza. Ecco, questa è la dimensione della ricerca, però insomma un paio d'anni si trova qualcosa, anche il mio giornale che è stato fondamentale. Ma soprattutto gli archivi sono quelli delle persone. Quando, dopo una serie di reiterate occasioni, ho trovato che gli stessi parenti delle persone che sono state strappate con violenza dal terrorismo dicono abbiamo l'impressione di essere dimenticati. Non lo dicevano con sentimenti particolari, era un fatto. Allora di fronte a questo fatto ho detto forse è giusto che offriamo degli strumenti magari per ricordare, perché internet è pieno di errori, di fantasie, di invenzioni, di politica anche, che non è male, però rovina qualche volta per cercare di capire. E così mi sono rimesso a ricostruire queste storie, evitando di far parlare i terroristi, di cui ho letto quasi tutti i libri che sono in circolazione, ne salvo uno e mezzo, con autori questi personaggi. E ho cercato di fare quello che pochissimi hanno fatto, di sentire i testimoni di allora, prima che ci dimentichiamo quando sarà tardi, non ricorderemo più niente, ma anche perché qualche mio coetaneo, vi leggo un WhatsApp che un mio amico medico specialista di questa USL in pensione, quindi siamo con la stessa dimensione, chiamiamola così, socio-operativa, dice: ho letto il tuo libro con la sensazione di aver capito molto poco di quello che ci stava capitando intorno e di quale gravità fosse. Ecco, adesso in 10 minuti, spero anche 9 se ce la faccio, vediamo di capire anche visivamente, perché forse ci ritornano alla memoria alcune cose che c'erano scomparse. Da dove veniamo? Perché sono accaduti e come mai ci siamo ritrovati di fronte a questi episodi? Sono 40 anni, in 10 minuti non posso che fare un concentrato un po' folle, però le cose significative e di questo territorio dove molte cose sono state letteralmente buttate via. 1961, andavo alle medie e c'erano i tralicci e il Sud Tirolo. Non quasi ogni giorno, ma era incombente, potentissima. La mia memoria di ragazzino comincia così. Leggete perché è molto veloce, qualche diapositiva vi chiedo scusa, la salterò perché dirà Cesare, diranno le figlie e la moglie di Sergio Gori e di Albanese. Bene, guardate in basso del giornale, blocchi stradali a Marghera, la polizia carica gli scioperanti. Siamo nell'agosto del 1970, quello che la Presidente diceva. All'agosto del 1970 a Marghera, a Mestre, ma anche a Venezia, lo vedremo dopo pochi anni, si danno appuntamento tutte le forze, chiamiamole così, rivoluzionarie o comunque di una certa tendenza d'Italia, o quasi. Venivano da Bologna, venivano da Milano, venivano da Trento, venivano da Roma. E ci sono stati 4 giorni di ferro e fuoco, un poliziotto ferito gravemente, tantissimi in ospedale. L'innesco è stato un gruppo di persone che lavoravano negli appalti, volevano giustamente un aumento di stipendio perché la loro differenza di reddito tra gli operai di una qualsiasi fabbrica di Marghera e loro erano qualche volta il 25, il 30, il 40% in meno, mangiavano per strada, se pioveva non sapevano dove andare, non avevano spogliatoi, non c'era niente di tutto questo. Tensioni molto forti, non mi posso fermare, ma Marghera è stata anche un laboratorio di disagio, crisi, confusione, inquinamento, eccetera. Come ne sia uscita e cosa stia capitando adesso lo vedete tutti, però molte forme di disagio avevano delle risposte violente, ma qui ci si organizza. 2 anni dopo cominciano i grandi movimenti Beteano, vengono una telefonata, chiama dei carabinieri, i carabinieri cercano di aprire una 500 che si diceva fosse lì, esplode, muoiono. Vado molto veloce, 73, forse qualcuno si ricorda, Argo 16, è un aereo usato dai nostri servizi segreti per riportare in Palestina i palestinesi che
qualche volta venivano arrestati perché avevano comportamenti irregolari, ma sotto, attenzione che la dimensione della nostra piccola città e la nostra piccola provincia è dentro un sistema mondiale di disagio, di conflitto, così come vediamo non c'è niente che non ci interessi, basta vedere quello che sta capitando adesso anche a 1000 chilometri da qui. C'è una cosa che si chiama lodo Moro. Il lodo Moro lo trovate forse in qualche libro di storia adesso, ma sostanzialmente è un accordo che Moro, qualcuno dice che invece l'ha fatto Andreotti, che forse è presumibile, ma anche qui gli storici si confrontano difficilmente. Insomma, dice: voi non fate attentati, e infatti tolti 2 casi a Roma e basta, tutto il resto d'Italia no. Bataclan e tutto il resto sono ancora adesso in atto azioni difficili del mondo terroristico nelle capitali straniere. In Italia non succede niente. Prima presente delle BR, vedete, il Presidente ne ha parlato, c'è anche la foto della targa che Padova ha voluto mettere nell'edificio, perché gli stessi condomini di Padova per anni hanno resistito e c'era un palo di ferro con una targa attaccata. Bene, un sindaco, tra l'altro un sindaco di sinistra, ha detto no, va ricordato in una certa maniera, non sono state scelte facili. Io ho cercato di capire perché un condominio rigetta questa cosa. Ho pensato nel mio l'avrei fatto. È un pensiero che rimane ancora aperto, però quando si viene attraversati da un soffio della storia forse bisognerebbe dimenticare alcune cose. Qualcuno diceva che è anche poco estetica. Pochi anni dopo c'è un signore, forse lo vedete, tra di loro brigatista rosso Prospero Galinari. Prospero Galinari è un personaggio incredibile, nel 74 76 era a Marghera, viene intercettato, scappa, ma si era fatto assumere in un'azienda di quelle che avevano protestato negli anni 70 per fare clientelismo, per trovare altri brigatisti. Galinari aveva ancora 17 giorni di carcere da scontare, scappa ugualmente, e quindi fa capire che c'è una lotta della persona, degli individui di questo gruppo di terroristi contro lo Stato. Arriviamo 31/3, quindi un marzo del 77, poco più di 40 anni fa. Di questo io ho trovato che, tolto qualche collega, nessuno si ricorda più niente. Guardate, 2 albanesi, un veneziano e un inglese arrestati. C'è già la traccia del sistema internazionale che fa di Venezia un esperimento sociale. 58 persone fermate e identificate. Nel giornale c'è il nome di tutti quanti, se volete. Ho cercato se conoscevo qualcuno, no, ma insomma vuol dire che erano organizzate queste cose dall'esterno. Guardate cosa fanno. Molotov, negozi a fuoco danneggiati, Standa, Coin, Ciga, scusate, Gazzettino, Luisa Spagnoli distrutto e dato alle fiamme, agenzia di viaggi, ai Frari, esplosi colpi di pistola. Tutto questo succede in un giorno, nella sera scontri contro il movimento sociale in Campo Manin, un carabiniere avvolto dalle fiamme, Molotov che l'aveva colpito e ha sparato ferendo un altro. Colpiti obiettivi di scuola, democrazia cristiana, studi di ginecologi, allora c'era il problema dell'aborto, non dimentichiamoci, case di giornalisti, associazioni, insomma la città a ferro e fuoco. Giunta regionale assaltata e guardia di finanza e un motoscafo bruciato. Finisce. Ma che Italia era questa? Chi se la ricorda di Venezia? Quasi nessuno, non preoccupati, abbiamo fatto il test. Era un'Italia dove si sparava per strada facilmente, dove si cominciava ad avere il grande problema dei sequestri di persona. Al nord sequestravano gli imprenditori, abbiamo storie di tutti, qualcuno moriva, non veniva, ma dove i poliziotti venivano, ecco, tra l'altro i giornali, scusate, erano molto crudi. Adesso non si vedono più queste cose. Qui ci sono i 2 poliziotti uccisi, ma questo è il bandito, sembra di essere con le cose di Pancio Villa, con la pistola e i proiettili agganciati a fianco. Ma anche sono i periodi in cui c'è l'autoriduzione, ve lo ricordate? Si entrava in un ristorante, adesso si fa per gioco, per scherzo, siccome i ristoranti non andavano, mangiavano, non l'ho fatto, quando ho detto si entrava è un generico, e scappavano. Montanelli dice mai che abbiano assaltato una libreria e siano fuggiti con qualche libro o qualche vocabolario, ma insomma si voleva tutto gratis perché questo era l'esproprio proletario. Ma siamo nel 77 qui, nel giugno, Galileo, una delle prime cronache che faccio, NAP e brigate, destra e sinistra.
I giornali non capiscono più niente, nessuno capisce più niente. È molto difficile capire tutte queste manifestazioni. Mi ricordo Galileo a Marghera, 1 miliardo di danni all'ora, la fabbrica chiusa per 3 mesi. 78, forse qui siamo un po' più vicini. Qui c'è un mio collega, quello col cappello e col cappotto, Leopoldo Pietragnoli, che è stato il cronista di allora. Battagliarin viene ucciso da una bomba messa senz'altro dalla destra, da un calcio a una pentola a pressione che era sistemata davanti alla sede del Gazzettino, esplode e muore. Ma in quel periodo, l'anno dopo, Battisti, quel Cesare Battisti di cui avete sentito parlare negli ultimi anni, uccide Maresciallo Santoro, che era il capo delle guardie del carcere di Udine. Siamo sempre nello stesso anno. Morente un rapinatore, colpito in fronte, il complice strappato alla folla inferocita. Così non vi dice niente, però se io continuo, vabbè, qui siamo 16 attentati in Veneto, erano le notti dei fuochi, c'era ogni 2 settimane, ogni 3, anche ogni settimana, soprattutto nel venerdì sera o anche in altri giorni, 20-30 attentati, sedi industriali, case di imprenditori e tutto il resto. Questo che vedete è Franco Pilla, che era stato attentato. Guardate, ricordate, scusate, ho sbagliato io, ricordate Morente un rapinatore colpito in fronte? Beh, a sparare è stato un macellaio. Questo macellaio, perdonate i bottoni adesso, questo macellaio poi ha la sua macelleria devastata da una bomba. E questo macellaio, adesso funziona, viene ucciso da Cesare Battisti. Siamo nel periodo in cui Guido Rossa viene ammazzato a Genova, è l'unico del consiglio di fabbrica che denuncia dei brigatisti che aveva visto mettere dei volantini. Guido Rossa è uno di Belluno che, come tanti, emigra e è una zona industriale. Terrorismo, 10 arrestati, 7 a Milano, 3 nel Veneto. Negri organizzava sequestri. Non vero questo, ma tutto possibile. I giornali erano tutti i giorni così, e guardate, sono sempre divisi, non ci sono mai i titoli su 8 colonne, 9 all'ora, c'è sempre una crisi che interviene a livello mondiale o internazionale. Dicevo Venezia perché interessa? Perché Venezia, la laguna di Venezia, è diventata per un certo periodo il luogo dove è stato portato il più grande arsenale privato di armi privato dal dopoguerra. Una barca nel 79 in agosto parte da Ancona, è di proprietà di un medico che fa lo psichiatra ospedaliero, con alcuni signori, Moretti, Sandro Galletta veneziano, Riccardo Dura è quello che uccide Guido Rossa, che spara il colpo di grazia mentre doveva essere solo finiti. Arrivano, da Beirut portano un carico d'armi, le scaricano in laguna dalle parti di Quarto d'Altino. Questo era quello che c'era nella barca. Sterling, insomma un arsenale che poi nascondono nel Montello il 31 dicembre dell'80. Quando gli hanno chiesto perché quella data, un brigatista, se saltava qualcosa con tutti i fuochi d'artificio che c'erano quella notte, vuoi che da noi venissero? Eccolo qua, quelle armi dovevano servire a tutti i brigatisti europei. Qua vado veloce perché poi sentiremo alcune altre testimonianze. Comincia a patire, comincia a essere grave. 1980, 29 gennaio, viene ucciso Sergio Gori. Rispondono così gli operai: ucciso un lavoratore del petrolchimico, non un dirigente della Montedison. E quindi c'è già un settore che dice, che allontana l'idea. Barbara, che naturalmente... Vabbè, queste sono le storie delle cronache. L'altra, questa è una foto icona, lutto di fabbrica. Quindi, come capite, non è i brigatisti cercano di portare gli operai dalla loro parte, non ce la fanno. Vado veloce. Arriva Pertini, eccetera. Alfredo Albanese, anche questa è una foto iconica, il 12 maggio dell'80, questo è il corpo per terra, quello di Sergio Gori. Conduce le indagini, verrà ucciso anche lui. Viene ucciso anche lui perché i brigatisti capiscono che questo è un uomo intelligente, ha capito moltissime cose ed è sulle loro tracce. Eccolo qua, vedete la storia della macelleria? Albanese aveva scoperto che Battisti aveva ucciso il macellaio, che si era
difeso dall'assalto. Questo glielo dirà direttamente al figlio del macellaio. Lasciamo stare Teresa, ma com'era per Porto Marghera? In fin di vita del petrolchimico, dopo una fiammata, ci sono 3 tecnici che muoiono perché esplode una bomba di fluoro. Non è una situazione facile, ma non è una situazione facile per l'Italia. Questo è il 1° agosto del 1980. Bologna. Taliercio lo lasciamo. Ma guardate il giorno dopo, io vado in casa Taliercio, Gabriele Taliercio mi dice: un giorno chi l'ha ucciso, chi ha ucciso mio marito, verrà a chiedermi perdono. Attenzione, non dice io perdono. Abbiamo tutti pensato che, eccetera, abbiamo tutti sbagliato, abbiamo avuto una memoria confusa. Verrà a chiedermi perdono, cosa che Barbara Gori dice: nessuno a me ha chiesto perdono, di perdonare. Teresa Albanese nemmeno, nessuno ha chiesto di perdonare. A fianco, guardate la Mestre, la provincia, la Venezia, si drogano in auto, per 3 la morte. Non cambia molto dalla dimensione di adesso, la droga in questa città vado veloce. Ovviamente questo omicidio viene paragonato ad Aldo Moro. Chi erano le Brigate Rosse? La struttura più longeva, sono durate quasi 22 anni. E questa è la dimensione di questa nostra realtà. Nel Veneto, Lazio e Lombardia c'erano i gruppi più importanti, nel Veneto, Lazio e Lombardia. Ovviamente i primi passi sono conseguenza del 68, poi le università, poi via Zabarella e fino a aumentare sempre di più. Allora, erano una ventina di irregolari, vuol dire che avevano la patente di brigatisti, e un centinaio di fiancheggiatori nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia. Erano pagati i regolari, 600.000 più le spese per la paga delle BR, questo lo dicono quando vengono arrestati. 600.000 a occhio e colto sono 1.400-1.500 euro, da dove arrivavano? Rapine, sequestri e tutto il resto. Poi ci sono i momenti in cui i brigatisti vengono presi, soprattutto dopo il sequestro di Dodier, collaborano con le forze dell'ordine e ci sono migliaia di arrestati. C'è una legge che favorisce i dissociati, e prima nell'80, e poi i pentiti. Quindi questo è visivamente il numero delle persone ferite, morte. Vedete Tobagi è il direttore il vice direttore della Stampa. Allora, 6.000 inquisiti e arrestati per terrorismo negli anni in cui ci sono stati i fatti. Questi 4.000 sono dell'estrema sinistra, gli altri 2.000 di prima linea, e gli altri 2.000 sono delle parte di destra. Il BR hanno ucciso di nuovo tra il 99 e il 2003 Massimo D'Antona, Marco Biagi e un poliziotto, quando poi arrestano la Lioce e gli altri. Colpivano sempre i quadri intermedi, colpivano gli snodi di questa società. Attualmente ci sono ancora 24 irriducibili in prigione. Quando si trascorrono, non vorrei sbagliarmi Carlo, 24 anni, 26 anni in carcere, poi si può chiedere la libertà provvisoria, dovrebbe venire data a tutti a meno di, ma alcuni dei terroristi friulani e veneti non hanno fatto nemmeno una domanda, restano dentro. Vabbè, questi sono dei dati, poi se volete li lasciamo. Allora, però non eravamo così male nel 70, nascono il servizio sanitario, le USL nascono allora, la legge sul divorzio, quella sull'aborto, vi ricordate l'assalto ai ginecologi, il nuovo diritto di famiglia, nascono le regioni nell'80 e poi si operano, eccetera, riforma della scuola, della televisione, riforma dei servizi segreti. Il mondo è sempre in difficoltà, guardate, fermezza e dialogo, la nuova linea NATO, sembra di essere oggi, non è cambiato niente in 40 anni. C'è l'attentato al Papa, quindi ancora siamo dentro E poi l'asilo politico, e sto finendo. Noi eravamo considerati dalla Francia come una specie di paese dell'America Latina, una specie di Cile. Mitterrand prima, la lezione di Mitterrand, ma Giscard d'Estaing prima ancora, sostanzialmente dicono quelli che hanno rotto il rapporto non uccidono più, ma non hanno ucciso neanche in passato, li teniamo noi perché ci fidiamo poco dell'Italia. Questo era il sistema. Lascio stare questo, ma Catron, dove c'è l'Itch Farm, se qualcuno l'ha vista, era la sede delle bombe atomiche NATO, eliminata nel 66 perché l'alluvione
aveva invaso anche il posto dove tenevano sottoterra le bombe atomiche, non le fanno più. E cioè, vabbè, questi sono i piani segreti dell'invasione di Varsavia, vabbè, ve le trovate, le cercate, le troveremo nel web. Dodier rapito nel dicembre dell'81, liberato il mese dopo. Ma leggete questa, e questa è l'ultima. Marc Lazard, signore di 70 anni che ha studiato la storia dell'Italia e che invita i suoi colleghi francesi a studiare la storia del terrorismo, perché dice da lì capiamo quello che siamo. Dice i francesi non sono mai importati niente delle vittime, per loro le vittime non esistevano. Questa componente umana ed emotiva ancora forte, nonostante siano passati 40 anni, in Francia viene totalmente ignorata. Un anno fa, e sfido chiunque a trovare nell'arco di questi 12 mesi una notizia, vennero arrestati a Parigi alcuni dei nostri terroristi che vivevano tranquillamente, moglie, figli, nipoti e tutto il resto. Sembrava che l'Italia li dovesse riavere tutto. I più attenti hanno detto guardate che ci vogliono anni, ci vorranno anni, forse sì e forse no. Siamo ancora qui che attendiamo, e quindi per questo vorremmo avere almeno una giustizia un po' più sicura e delle storie che vengono condivise. Grazie. Ringrazio Adriano Favaro per questo affresco. I fatti parlano più delle parole. E adesso lasciamo la parola a Cesare Tagliercio, che ringrazio davvero di cuore per la sua presenza. Aiuto. Buonasera a tutti, e ringrazio per questo invito. Niente, come sa bene Adriano, non è che per me sia facilissimo partecipare a questi incontri, a questi ricordi. Questi incontri li faceva mia mamma quando aveva la forza per farli, poi per nostre vicende di famiglia personali abbiamo delegato un po' alla figura di Don Franco, noto prete di Mestre, amico di famiglia, per portare avanti il ricordo di nostro padre ed aiutarci in questo. Un'altra persona che vorrei ricordare qui, che ha sempre ricordato mio padre in tutti questi 40 anni, che è mancato da poco, è Serafino Falcon, un tecnico della Montedison, amico di mio padre, presidente della San Vincenzo Unitalsi, che ha voluto intitolare a mio papà, che in tutti questi 40 anni lo ricordava con una cerimonia molto semplice che solo negli ultimi anni ho cominciato a frequentare. Quale può essere il mio ricordo? Quello che 40 anni fa è accaduto alla mia famiglia è stato vissuto per noi come una sofferenza intima, quindi questi ragionamenti, le cause, i motivi, la geopolitica o la politica italiana che hanno portato a questo, per noi andavano anche in secondo piano, perché era solo il fatto che a mia mamma avevano ucciso il marito e a noi avevano portato via nostro padre. Quindi quello che posso testimoniare io è solo la sofferenza di una famiglia che ha vissuto 46 giorni nella profonda speranza che le cose terminassero bene e aiutati da questo, ovviamente all'inizio dalla fede che, come anche i giornali hanno riportato, ci aveva insegnato nostro padre, e che in quei momenti, a cui noi in quei momenti ci aggrappavamo. E la convinzione anche di riavere il papà a casa era dettata anche dal fatto che le Brigate Rosse in quegli anni prevalentemente ammazzavano per strada, quindi chiamavano la persona per non sparargli alle spalle qualche volta e gli scaricavano qualche pallottola addosso, come è successo al collega di mio padre, a Sergio Gori. Quindi il fatto che fosse stato rapito ci dava quella speranza che le cose potessero svolgere
in una soluzione migliore. E il pensare che mio padre, la figura di mio padre, avesse la possibilità di parlare con queste persone, poteva permettergli di fargli capire chi avevano di fronte e che non avevano di fronte la persona che loro si sarebbero aspettati. Forse proprio il fatto di non trovarsi di fronte la persona che gli dava le risposte che loro si attendevano ha probabilmente scatenato in loro ancora più odio. Ecco, mi sono molto chiesto come poter ricordare mio padre. Molto spesso la testimonianza di noi familiari delle vittime, coinvolti in prima persona dall'ideologia di morte che ha trascinato molti giovani, io a quel tempo avevo 18 anni e la ragazza, perché possiamo dire una ragazza che ha ucciso Alfredo Albanese, ne aveva 19, può essere un racconto che coinvolge. Mi piacerebbe che il vissuto di quegli anni, che chi ha vissuto quegli anni, tutti voi avete vissuto quegli anni, perché vedo che le persone, c'è qualcuno che probabilmente non era ancora adulto da capire cosa stava succedendo, ma che chi quegli anni li ha vissuti li raccontasse a chi quegli anni non li ha vissuti, non solo noi che magari abbiamo sofferto in prima persona le cose, quegli eventi, ma che si trasmetta quella memoria per raggiungere un ricordo almeno condiviso. E far capire anche a chi quegli anni li ha vissuti, a chi quegli anni invece li ha vissuti, ma 40 anni fa, come si poneva di fronte a quegli atti. Perché adesso, poi, passato il tempo, è facile vedere come sono andate le cose e si ha più chiarezza. In quegli anni là, come diceva Adriano, le cose erano confuse, non si capiva chi erano, c'era gente che dicevano che non erano di sinistra, che erano governati dagli americani o dall'Occidente, che sedicenti, mi ricordo questo termine, sedicenti brigate rosse. Penso comunque che non bisogna pensare che proprio quello che è avvenuto in quegli anni sia completamente dimenticato. Mi capita qualche volta di incontrare delle persone che sentendo il mio cognome mi chiedono se fossi il parente e in qualche maniera, alla mia risposta in qualche maniera cercano di darmi una loro partecipazione con una stretta di mano o con qualche parola. Altre volte invece mi dicono come il palazzetto, il famoso palazzetto Tagliercio, che nella mia famiglia certe volte, cioè quando si sentiva la Reie che giocava oppure per radio al Tagliercio, si sussultava un po' perché si ricordava. È stato a farmi osservare Gianfranco Bettin l'importanza di quell'intitolazione. Cioè non era scontato intitolare un luogo di aggregazione di giovani, un luogo di vita, a un evento così tragico come quello che è stato la morte di mio padre. Il Parco Albanese, il Palazzetto Tagliercio, il Parasport Tagliercio fanno parte della città di Mestre. A mio avviso, come si è detto, la targa per Sergio Gori, ma manca un luogo significativo e tangibile per ricordare anche un caro collega di mio padre che è stato Sergio Gori. Su mio padre è stato detto tanto sulla sua fede e devo qui dire una fede vissuta che lo aiutava a superare i problemi che doveva affrontare quotidianamente. Era un uomo essenziale, poco interessato all'apparenza, impegnato nel lavoro, ma non per fare carriera, ma solo per svolgere al meglio gli incarichi che gli venivano affidati, fino a raggiungere anche la dirigenza, che nasceva dalla sua competenza tecnica che aveva maturato negli anni. Un suo collega, l'ingegnere Luigi Di Stasi, a cui scrisse una lettera durante il sequestro,
ebbe a dire che il papà non aveva ambizioni di carriera, e questo lo posso dire, cioè quello che gli è stato dato non era perché aveva l'arroganza di assumere delle posizioni di comando, ma considerava anzi la posizione di potere o la posizione di comando come una missione e come mettersi a servizio degli altri. Ovviamente in famiglia si percepiva dopo l'uccisione di Gori e di Albanese il pericolo, e in qualche maniera cercava di rassicurarci e di non portare la tensione che aveva che respirava in fabbrica, in famiglia. Qua, solo per darvi un'idea di come viveva mio padre, riporto quello che ha scritto una lettera privata a un suo amico. Il male più grande che può capitarci è la morte, ma nessuno di noi è indispensabile in questo mondo. C'è sempre la provvidenza, qui viene la sua fede. È necessario però rimboccarsi le maniche e lavorare accettando tutti e tutti, desiderando di fare la volontà di Dio che c'è Padre. Qui viene fuori sia l'aspetto, la fede che comunque ha governato tutte le sue decisioni e il suo assumersi le responsabilità. È stato detto che durante il sequestro fosse reticente. Io non penso che fosse reticente, semplicemente riportava a chi lo interrogava cosa voleva dire gestire una azienda, un'industria complicata e difficile come era la Montedison. E quello che gli veniva detto probabilmente veniva poco capito da chi lo interrogava, proprio per la mancanza delle capacità, della cultura che era necessaria per comprendere cosa significava una gestione di un'azienda di quel tipo. Ricordo qua quello che ha avuto modo, solo per dare un'idea della figura anche a persone che lo avevano conosciuto dal punto di vista professionale, il sindaco Mario Rigo, il 6 luglio, cioè il giorno dopo del ritrovamento di mio padre. Un uomo che aveva costruito la sua immagine sul rapporto di umana sensibilità con tutti, è presente in ognuno di noi. Ricordo l'ingegner Tagliercio, una volta fuori con lui da sola a colazione. Era un uomo di quella semplicità che i presenti tutti conoscono. Per noi tutti o quasi abbiamo avuto l'occasione di incontrarlo, di parlargli avendo operato egli per molti anni a Porto Marghera, con semplicità ma con l'entusiasmo vero, genuino di chi aveva per il suo lavoro. Mi spiegava che aveva vinto, che cioè si era concluso quel percorso iniziato anni prima che doveva portare all'eliminazione di forme inquinanti nell'area del petrolchimico. E mi diceva che per dare dimostrazione dei risultati raggiunti avrebbe chiamato a visitare il petrolchimico a tutti i ragazzi delle scuole di Mestre. Ricordo questa sua idea, l'idea di una fabbrica difficile, di una fabbrica, lui diceva spesso, non è che fabbrichiamo caramelle, quindi una fabbrica che aveva degli impatti e delle difficoltà sicuramente presenti, ma che pensava di poter convincere le persone che insieme i problemi si potevano superare. Eventi tragici come quelli che hanno coinvolto l'Italia e Mestre in quegli anni non nascono dal nulla. Vorrei ricordare quello che ha scritto il patriarca Marco Cè per Gente Veneta l'11 luglio 1981. Non basta commuoversi, bisogna interrogarsi ciascuno per le proprie responsabilità che ha davanti a Dio nella vita civile. Se con le nostre azioni e con le nostre omissioni non abbiamo contribuito a creare quel clima a cui comportamenti aberranti e violenti come quelli che stiamo conoscendo sono possibili. Sono parole ancora attuali, che mettono e che interrogano ognuno di noi. Questo impegno è rivolto a tutti, è rivolto in particolare alla politica, agli intellettuali, agli educatori e a chi fa informazione. Quello che mi porta a dare testimonianza è di cercare di portare l'essenza dell'insegnamento di mio padre,
l'impegno nello svolgere la propria attività, gestire la posizione di potere come servizio e non come prevaricazione, rispettare sempre la dignità dell'uomo e portare avanti le proprie idee sempre con il dialogo e mai con la violenza espressa in qualsiasi modo. Mi sono sempre chiesto come può un'ideologia e quali interessi possono portare degli uomini a commettere atti come quelli che hanno coinvolto Sergio Gori, Alfredo Albanese, mio padre, e molti altri, oppure provocare stragi come quella di Bologna, avvenuto qualche settimana dopo l'omicidio di Alfredo Albanese. Se togliamo lo scudo di ideologia dietro di cui si barricano chi quegli atti li ha commessi o ha permesso che si verificassero, rimane sempre l'uomo che commette l'atto irreparabile di togliere la vita ad un altro uomo. Nella lapide che ricorda mio padre c'è scritto che gli uomini ne tornino a essere uomini. Mi domando ancora se stagioni di odio come quelle che sono passate si possono ripetere ed esorto i più giovani a rifiutare qualsiasi ideologia che non sia inclusiva, che rispetti le diversità e che le colga come un arricchimento più che come un pericolo, di affrontare il difficile e a volte frustrante impegno di portare avanti le proprie idee con il dialogo e mai con la prevaricazione e la violenza. Spero che ricordare questi fatti spinga i giovani di oggi a informarsi, a capire cosa sia stata l'Italia di quegli anni e a prendere coscienza che i valori di democrazia e convivenza civile non devono essere mai dati per scontati, ma sempre difesi. Grazie. Grazie di cuore a Cesare Taliercio. E dunque dovevamo collegarci da remoto con Barbara Gori, la figlia dell'ingegner Gori, e Teresa Albanese, la moglie di Alfredo Albanese. Entrambe oggi avevano l'una una visita, l'altra un'operazione e in tempi di Covid, quando ti chiamano non si può dire di no e bisogna andare. Abbiamo però chiesto loro un contributo che volentieri ci hanno dato. E, ritrovo alcune delle parole che ha detto adesso Cesare Taliercio nelle parole che mi ha detto Barbara Gori, perché quando le ho chiesto, siamo coetanee come età, e le ho chiesto un ricordo, lei mi ha detto: ma io non sono in grado di dare una testimonianza su come erano quei tempi, su che cosa era accaduto, io ricordo solo quello che è accaduto a me. E sono un po' le stesse parole che adesso ci ha detto Taliercio, cioè la dimensione giustamente privata di un evento che è diventato pubblico e che gli storici hanno voluto ricostruire e inserire in un determinato ambiente sociopolitico, ma che per le persone è stato un evento luttuoso delle loro famiglie. Allora chiederei intanto se mandiamo quello della signora Albanese. Durante gli anni di piombo si viveva nella paura perché ogni giorno c'era un attentato che poteva colpire in maniera mirata un rappresentante delle forze dell'ordine, un politico, un magistrato, un giornalista, oppure colpiva in maniera casuale delle persone che si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Dopo l'omicidio dell'ingegnere Gori la nostra paura si ingigantì. Mio marito mi disse: c'è un cadavere che mi chiede giustizia, e quindi intensificò le sue indagini. Dopo poco arrivarono le minacce e mio marito me le tenne nascoste, anzi pregò i suoi colleghi, le rispettive mogli, di non fare cenno con me.
Dopo poco arrivarono anche da Roma i cosiddetti servizi segreti deviati. Volevano sapere a che punto erano le indagini di mio marito, ma lui rispose che non intendeva tradire quello Stato a cui aveva giurato fedeltà. Dopo la morte di mio marito, la mia gravidanza diventò a rischio perché avevo avuto delle conseguenze fisiche. Naturalmente la forza per portare avanti la gravidanza me l'ha data il bimbo stesso, la fede, l'amore, l'affetto e la vicinanza dei familiari e degli amici. Decisi di vivere a Bologna per offrire a mio figlio un campo neutro e poter raccontare a lui l'accaduto nei modi e nei tempi che ritenevo più opportuni. Cominciò a chiedermi del papà quando, frequentando l'asilo, si rese conto che gli altri bimbi avevano un papà e invece lui no. Io gli raccontai che il papà faceva un lavoro che aveva disturbato degli uomini cattivi e lo avevano ucciso, ma la società li aveva puniti mettendoli in galera. La certezza della pena per i bambini è molto importante. Quando capitava l'occasione raccontavo a mio figlio degli episodi di vita normale tra il papà, nei rapporti con me, con i familiari, con gli amici, presentando il padre come una figura con pregi e difetti e non una figura eticamente irraggiungibile. La legge sui pentiti l'accettai bene perché poteva salvare delle vite umane. In seguito rimasi delusa perché i terroristi furono agevolati tanto, ma in cambio non si ottenne quella verità vera, la verità storica sugli anni di piombo. Non accetto che vengano chiamati ex terroristi, così come non ci sono gli ex assassini, gli ex mafiosi, loro rimangono assassini e terroristi. La grazia Marinella Ventura l'abbiamo vissuta come un tradimento da parte dei rappresentanti dello Stato, quello Stato per cui mio marito aveva sacrificato la sua vita. Mio figlio aveva 17 anni e non ho potuto proteggerlo così come avevo fatto quando, dopo 6 e 7 anni dall'omicidio, grazie alla legge sui pentiti, erano stati liberati gli assassini Marina Bono e Vittorio Olivero. Mio figlio protestò con una lettera aperta rivolta al Presidente della Repubblica. Quella lettera fu pubblicata da vari giornali, ma non ci fu alcuna risposta, così come non eravamo stati informati prima di quella grazia. Non partecipai al processo perché il presidente del Tribunale di Venezia e il mio avvocato avevano notato che c'era un accanimento mediatico nei miei confronti, per cui mi vollero proteggere. Ogni sera il mio avvocato telefonicamente mi riferiva l'evolversi del processo. Alla fine però rimasi molto delusa perché si era concluso nell'arco di una settimana il processo per 2 omicidi, quello di mio marito e quello dell'ingegnere Gori. Mi associai così alle lamentele del papà di Walter Tobagi, che al TG1 aveva appunto lamentato una chiusura frettolosa del processo svolto per l'assassino di suo figlio, ucciso anche lui dalle Brigate Rosse. Invece fu una mia scelta quella di non agganciarmi al processo dell'onorevole Aldo Moro, considerando l'evolversi di quei processi nell'arco di questi anni. Ritengo ora più che mai di aver fatto la scelta giusta. Ho sempre partecipato alle commemorazioni e finché ho potuto ho portato con me sempre mio figlio, che ha avuto la possibilità di costruirsi la figura professionale del padre attraverso la testimonianza dei colleghi o di gente che aveva avuto occasione di conoscere mio marito in campo professionale. Il ricordo per me è molto importante, soprattutto se vengono coinvolti i ragazzi che hanno bisogno di conoscere il passato per poter costruire un futuro migliore.
Adesso abbiamo la testimonianza di Barbara Gori, la figlia dell'ingegner Gori. Buonasera a tutti i presenti. Vorrei prima di tutto ringraziare l'Ateneo Veneto, la presidente Antonella Magaraggio e la dottoressa Silvia Menetto per il cortese invito. Mi presento, mi chiamo Barbara Gori, sono la figlia dell'ingegnere Sergio Gori, ucciso dalle Brigate Rosse a Mestre il 29 gennaio del 1980. Attualmente vivo a Brindisi oramai da tantissimi anni e la mia vita, cioè io sono figlia di genitori separati e quindi ho vissuto due realtà completamente diverse durante la mia giovinezza. E quella di Brindisi con la scuola, lo sport, gli amici, e quella di Mestre fatta di vacanze, perché venivo a Mestre per i 3 mesi d'estate, le vacanze di Natale, Pasqua, ogni occasione era quella giusta per poter venire su e stare con il mio papà. Con l'accordo, diciamo, che compiuta la maturità, i 18 anni e quindi gli esami di maturità, sarei andata a Mestre a completare gli studi e quindi a iniziare una nuova vita fatta di sogni, di progetti, di tante cose, insomma. Io sono qui per portare la mia testimonianza, non tanto per i fatti storici che comunque conosciamo, comunque non sta a me raccontare, ma più che altro per testimoniare appunto ciò che ha potuto vivere da un punto di vista di crescita, da un punto di vista di sentimentale, di emozioni, una ragazza di 18 anni che si è trovata di fronte alla morte di un genitore a causa di un evento così tragico, traumatico. L'agguato è avvenuto a Mestre il 29 gennaio del 1980. Io ero appena rientrata da Mestre a Brindisi per iniziare la scuola dopo le vacanze di natalizie. E dopo neanche 20 giorni ricevo una telefonata dicendomi che mio padre era stato vittima di un attentato. E chiaramente la mia speranza era che all'epoca esistevano anche le gambizzazioni, fosse stato gambizzato. Invece purtroppo ciò non è avvenuto. Gli eventi poi si sono susseguiti con una velocità impressionante, alcuni sono nitidi nella mia memoria, alcuni ricordi, altri no, altri è proprio come se avessi un vuoto, non ricordo. Ricordo di essere partita il giorno dopo, alla volta di Mestre per i funerali, ricordo di essere arrivata a Mestre nel pomeriggio e soggiornare, pernottare nel posto che per me ha rappresentato la felicità, l'Hotel Bologna. Perché? Perché lì spesso alla tavola calda andavo a mangiare con mio papà le polpette, le patatine fritte per le quali impazzivamo tutti e due, e quindi per me l'Hotel Bologna rappresentava un punto di riferimento, una gioia, comunque un luogo legato a bei ricordi. E invece io quel giorno mi sono ritrovata all'Hotel Bologna a dover pernottare, consapevole che il giorno dopo avrei dovuto partecipare ai funerali di mio padre. E il giorno dopo, infatti, ricordo Piazza Ferretto, piena di tanta gente. Ricordo la chiesa, anche la chiesa piena, zeppa di persone. Sicuramente ci saranno stati amici di papà, amici miei, ma non sono riuscita a scorgere nessun volto volto amico, perché la mia faccia è stata per tutto il periodo, tutto il tempo del funerale
attaccata alla mia zia, alla pelliccia di mia zia, del quale ricordo ancora l'odore di tanti fiori, di questi fiori era diventato quasi un odore fortissimo, nauseabondo, e tutto si è svolto con una rapidità impressionante. Io mi sono ritrovata a Brindisi a dover ricominciare una vita, cioè ciò che avevo lasciato qualche giorno prima, quindi la scuola, lo sport, gli amici. Devo dire che ho vissuto la perdita di mio padre in un modo molto strano. Non è stato subito, come dire, metabolizzato da me immediatamente, ma col tempo, perché probabilmente abituata a vivere alcuni periodi lontana da lui, non sono riuscita subito a realizzare ciò che mi aveva colpito. Quindi il tutto è avvenuto, devo dire che comunque ho ripreso la scuola con fatica, avevo più che altro fatica alla concentrazione. I miei professori e i miei compagni mi hanno sostenuto, mi hanno aiutato tantissimo e ricordo il giorno in cui è arrivato a casa a Brindisi uno scatolone con dentro gli effetti personali di mio padre, spazzolino, dentifricio e quant'altro, e una camicia gialla a quadretti che io non scorderò mai, la famosa camicia gialla, per la quale io impazzivo, dicevo: papà, regalamela questa camicia, perché poi all'epoca si usava portare cose larghe, cose dei genitori, e io per quella camicia impazzivo. Quella camicia che mi sono vista recapitare in uno scatolone, che probabilmente non era ancora stata lavata e quindi portava ancora il suo odore, quella camicia che ho messo, rimesso, fino a quando l'odore è svanito e la camicia andava lavata. Poi sono arrivati gli esami di maturità, dopodiché l'estate, finiti gli esami di maturità, era ancora estate e quindi io cominciavo a realizzare che ero lì a Brindisi, non ero a Mestre. Tutti i progetti fatti con papà non si stavano realizzando, non si stavano concretizzando e quindi da lì ho cominciato a capire che qualcosa era cambiato nella mia vita. Il mio sogno e i miei progetti erano quelli che dopo gli esami di maturità sarei dovuta andare a vivere a Mestre e studiare a Urbino scienze motorie, perché io sono sempre stata un'appassionata di sport e una sportiva, ed era appunto erano gli studi che avrei sempre desiderato fare. Avevamo dei progetti, volevo aprire una palestra a Mestre, andare a vivere con papà, avevamo tutta una serie di cose belle da vivere insieme finalmente. Ma tutto questo è finito in un attimo, in un click, realizzando che dovevo riorganizzare tutto. La cosa strana però qual è? Per una ragazza, ma penso forse per chiunque, un conto è perdere un genitore per malattia, per incidente stradale, perché la malattia ti dà il tempo comunque di prepararti. L'incidente stradale avviene non per colpa di altre persone. L'evento che io ho dovuto affrontare invece è stato un qualcosa che proveniva da un altro essere umano, cioè un gruppo di persone si sono alzate la mattina, hanno ponderato, ragionato, studiato, organizzato che un uomo doveva morire. Questo è molto dura da affrontare, per cui cominciano periodi di buio, di aggressività, di insicurezze, di negatività, perché pensi e dici: ma come può una persona togliere la vita al proprio genitore? Il mio padre per me era il Dio in terra, ma penso che chiunque, qualsiasi genitore per i propri figli.
per il proprio figlio. E quindi ho dovuto da sola metabolizzare il tutto e cercare comunque di andare avanti nel mio percorso di vita. Ho abbandonato l'idea degli studi di scienze motorie perché comunque era subentrata anche una specie di apatia, non avevo più stimoli, non dovevo capire cosa mi stava succedendo. E devo dire che lo sport in questo mi ha aiutato tantissimo. Lo sport, il tennis in particolare, sport agonistico, nel quale io ho riversato tutto il mio impegno, tutte le mie speranze, i miei obiettivi. E lo sport per me, anche se è una frase fatta, ma è la frase che più rende l'idea di cosa ha rappresentato per me, è stato maestro di vita. Perché è stato il mio psicologo, è stato il mio genitore, è stato il mio amico, il mio sfogo. E io dico sempre, non so se riesco a far capire questo concetto, che lo sport per me, cioè io ho identificato lo sport in una persona che mi ha aiutato tantissimo. Il tennis in particolare, essendo uno sport individuale e quindi non di squadra, non mi permetteva di nascondere i miei difetti, i miei deficit, ma dove mi obbligava ad affrontarli, perché in un incontro di tennis se i meriti sono tuoi e i demeriti anche, se vinci è merito tuo, se perdi è demerito, sei solo tu, non puoi trovare scuse e niente. Perché dico questo? Perché il tennis mi ha aiutato ad affrontare poi quelli che sono stati i problemi al di fuori. Mi ha dato quella forza, quella capacità di poter dire ok, sto facendo un incontro, sto perdendo, ma io devo vincere. Quindi si è creato un legame con lo sport particolare, che sicuramente avrà uno sfondo psicologico. Dopo tanti anni riprendo a fare la mia vita pseudo normale, vengo invitata ad una cerimonia a Mestre e io decido di partecipare. Nel frattempo, in tutti questi anni, io sono stata tenuta protetta. Cioè non mi è mai stato fatto leggere nulla o piuttosto che vedere telegiornali, eccetera, protetta chiaramente a fin di bene, pensando che io potessi affrontare la cosa meglio che non se fossi stata invece partecipe in tutto e per tutto delle conseguenze di questo evento. E quindi quando ho ricevuto questo invito e sono andata a Mestre per partecipare a questa prima cerimonia, dopo tantissimi anni, mi sono resa conto invece che c'era un altro mondo. Mi sono resa conto che le persone volevano ricordare, che le persone volevano organizzare, far conoscere anche ai ragazzi, alle persone, tramite le testimonianze delle vittime, o anche la sola consegna di una targa, di un premio, un qualcosa, quegli anni terribili, quegli anni di piombo. E quindi ho detto, caspita, allora c'è qualcosa dopo, allora io devo sapere, io devo conoscere. E quindi da sola ho cominciato a documentarmi con molta fatica, perché l'argomento è talmente vasto che sono andata a random e quindi non sono riuscita. E poi non ho trovato tutto, forse non cercavo i canali giusti. Ho cominciato a voler vedere le foto di mio padre, le foto dell'epoca e con un grande dolore, questo sì, anche a distanza di tanti anni. Però avevo sete di conoscenza, volevo colmare quel vuoto che ho vissuto, quel vuoto che in un certo senso ha scaturito in me un senso di colpa, perché pensavo di non essere stata all'altezza di mio padre, ma in realtà non è stata voluta la cosa
si è presentata e quindi dopo tanti anni ho cominciato a documentarmi e fa male, fa molto male. E perché ancora mi chiedo perché una persona o un gruppo di persone che hanno delle idee diverse, che sono contro un determinato scenario politico piuttosto che sociale, è necessario togliere la vita ad altre persone così, dall'oggi al domani, senza pensare alle conseguenze. Io credo che queste persone a loro volta abbiano dei figli. Io mi auguro che guardando in faccia i propri figli pensino e si pentano per quello che hanno causato, per il dolore che hanno causato a loro volta, scusate, mi sono emozionata, ad altri figli. Per cui poi sono ritornata a Mestre tante altre volte, e con la pretesa però di ritrovare la Mestre che avevo lasciato a gennaio del 1980. Questo non è successo. Ho trovato una città cambiata, sono spariti i miei punti di riferimento, e anche quello mi causava dolore, perché forse pretendere di trovare una città che io avevo vissuto felicemente e spensieratamente mi provocava dolore. L'unica cosa, ricordo, che è rimasta così come l'ho lasciata, è il mio tennis club in via Olimpia. E in una delle ultime volte infatti mi sono fatta forza, sono entrata, mi sono seduta in una panchina all'ingresso dove spesso si sedeva mio papà per vedermi giocare. Avrei voluto tanto entrare nella clubhouse, ma non ce l'ho fatta e sono andata via, però sono andata via con la consapevolezza, finalmente, la certezza che nulla sarebbe ritornato. Io non so se sono riuscita a trasmettere in parte ciò che ho vissuto come ragazza, come figlia. Io vorrei solamente che la mia testimonianza possa servire, spero, a far capire che anche a distanza di tanti anni si può ricadere in certi errori, e quindi bisogna informare i ragazzi di oggi, la gioventù, chi non ha vissuto quegli anni, ciò che è successo, perché la storia ci insegna, la storia dovrebbe permettere a chi verrà dopo a non commettere gli stessi errori. Io vi saluto, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e spero di essere stata utile con la mia testimonianza. Una buona serata a tutti e grazie per l'attenzione. Penso non ci sia nulla da aggiungere a quanto abbiamo sentito. E ora passiamo a un altro testimone di quegli anni, al magistrato Carlo Nordio, che è stato e passato in quegli anni da giudice istruttore, se non sbaglio, a pubblico ministero. Devo dire che mi ha molto colpito, Carlo, il tuo esordio nella testimonianza, in cui dici: le indagini, i processi e le BR sono state le cose più importanti della mia carriera, ma nessuno mi ha domandato qualcosa di questo. A proposito di rimozione. Ecco, la domanda te le faccio tutte insieme, così poi ti lascio rispondere. Ecco, ti chiedo se all'inizio anche voi come investigatori avevate la sensazione di brancolare nel buio. Quando è che avete cominciato a capire qualcosa, o se avete capito subito, magari in collaborazioni con altre procure? Quando avete capito chi c'era dietro alle Brigate Rosse, la loro dimensione numerica, come fossero organizzati, quale fosse il modo di operare? E poi,
Il salto di qualità, immagino, delle indagini con i primi pentiti. E infine, e qui riporto un'altra tua frase, tu dici: le BR sono state vinte, e mi dispiace dirlo, dalla magistratura e dalle forze dell'ordine. La politica purtroppo è venuta al traino. Vuoi alla fine spiegarci questa affermazione che hai fatto? Beh, intanto grazie per l'invito e per la vostra attenzione. È un saluto particolarmente affettuoso e deferente verso i familiari delle vittime presenti o in presenza virtuale, all'amica Antonella che l'ha organizzato e all'amico Favaro che ha scritto il libro, dove gran parte appunto è dedicata alla mia testimonianza. Allora, la domanda è molto complessa, il tempo è molto limitato e quindi cercherò di essere sintetico. Nel 1980 io ero giudice istruttore del Tribunale di Venezia e il giudice istruttore è una figura che oggi è sparita col nuovo codice di procedura penale, ma è quello che praticamente dirigeva tutte le indagini. E questo è durato dall'80 all'82, esattamente proprio il periodo clou in cui sono stati commessi questi crimini. Quindi ho indagato praticamente da solo, come ufficio istruzione, su tutto il fenomeno della colonna veneta delle Brigate Rosse. Naturalmente ero assistito da due pubblici ministeri, il dottor Gabriele Ferrari è mancato da poco, il dottor Dragone felicemente vivo in buona salute, però insomma nella conduzione delle indagini il giudice istruttore con quel codice di procedura penale era il protagonista e in effetti noi ci trovavamo una volta al mese, all'epoca non c'erano internet, non c'era nulla di quello che oggi conosciamo come mezzo di comunicazione, ci trovavamo ogni mese generalmente presso l'ufficio centrale del generale Dalla Chiesa a Milano e ci scambiavamo gli atti e le informazioni sulle varie colonne che erano in contatto tra di loro. Va detto che all'epoca noi identifichiamo il terrorismo con le Brigate Rosse, in realtà vi erano altre forme di terrorismo, vi era Prima Linea che ha tra l'altro commesso molti delitti soprattutto nel nord, vi erano i GAP nell'Italia del Sud, vi erano altri gruppi rivoluzionari, parlo sempre del terrorismo rosso, il terrorismo nero ha un tutt'altro connotato e tra l'altro rischiavamo, questo lo dico così, rischiavamo la vita e ricevevamo a casa le famose lettere con le stelle a 5 punte perché sapevano benissimo chi fossimo. Non eravamo in molti a indagare sulle BR, i giudici istruttori che indagavano su questo fenomeno in Italia erano una quindicina, massimo 20, e considerato poi che c'è stato un momento in cui hanno ammazzato 3 magistrati uno dietro l'altro, erano Giacumbi, Minervini e Galli, sono stati ammazzati in 3 giorni, uno di seguito. Abbiamo pensato che essendo noi insomma un numero limitato, se quello fosse stato il modo di procedere non saremmo arrivati a Natale. In realtà erano delle combinazioni un po' anche casuali di questi omicidi, perché ripeto non tutti erano organizzati dalle Brigate Rosse. Domanda: se avessimo capito il fenomeno? Personalmente sì. Innanzitutto perché quando le Brigate Rosse hanno esordito nel Veneto, quindi sono diventate di mia competenza processuale, erano, come abbiamo sentito dall'ampio excursus che ha fatto Favaro anche nel libro, erano già un fenomeno consolidato in Italia, quindi c'era già stato il caso Moro, c'era stato l'omicidio ancora prima del giudice Coco, ancora prima il sequestro del magistrato Sossi. E sapevamo benissimo cosa fossero le Brigate Rosse. C'erano stati già dei pentiti, tra l'altro. Le Brigate Rosse non erano altro come struttura ideologica, poi vedremo quella militare, erano il frutto di quello che si chiamava la resistenza tradita. Cioè il nucleo storico delle Brigate Rosse era nato in quella parte centrale dell'Italia, nell'ambito di una ideologia di comunismo, marxismo, leninismo estremo,
dove era germinato il concetto che dopo la guerra e dopo quello che loro chiamavano la loro liberazione, in realtà invece di instaurarsi un regime proletario e comunista come loro auspicavano, si fosse invece instaurato un regime, noi lo diciamo liberal democratico, e loro lo chiamavano capitalista, borghese, assolutista e al servizio delle multinazionali. Le armi erano le stesse che arrivavano dai partigiani. Anche qui nel Veneto hanno usato dei mitra, erano gli Sterling, che venivano paracadutati durante la seconda guerra mondiale dalla Special Operation Executive inglese per rifornire i partigiani. Erano state sepolte e poi erano state recuperate. Questo nucleo storico degli anni 70 si era consolidato ideologicamente con un altro nucleo di origine completamente diversa, che era quello cattocomunista, chiamiamolo così, il radicalismo cattolico di sinistra in salsa marxiana, che era germinato nell'Università di Trento sotto gli auspici di Curcio, della Mara Cagol, tutti i nomi che magari i meno giovani conosceranno. Questi due si sono, diciamo, in un certo senso consolidati, questi due orientamenti, e hanno dato luogo a questo fenomeno che già nella prima metà degli anni 70 aveva esposto le linee della loro lotta armata. Avevano detto chiaramente che per loro l'unica forma di rivoluzione non era né ovviamente il trasformismo, loro chiamavano così, diciamo meglio il riformismo delle grandi socialdemocrazie europee, e tantomeno quell'approccio che aveva in quel momento il Partito Comunista Italiano, che si stava avvicinando con il famoso compromesso storico alla democrazia cristiana. Anzi, vedevano in modo ancora più negativo questi uomini di sinistra che si stavano avvicinando a quelli che loro consideravano la destra, piuttosto di quanto non vedessero per esempio i liberali. Perché? Perché loro consideravano i comunisti ufficiali del Partito Comunista Italiano dei traditori, e voi sapete che nell'ambito di una fede, di una ideologia, il traditore, l'eretico è peggio dell'ateo. Posso anche dire, quando abbiamo arrestato, perché poi li abbiamo arrestati tutti, io ho interrogati quasi tutti quelli che abbiamo sentito qui citare, e naturalmente anch'io avevo ricevuto la lettera con la stella a 5 punte e avevamo che trovato qualche progetto per attentare alla mia modesta vita, però quando ho interrogato il numero 1 della colonna veneta mi ha detto ridendo: guardi dottore, lei non l'avremmo mai ammazzata perché lei è troppo di destra. In realtà io non è che sia proprio di destra, tutti sapevano che fossi un liberale, ma certo non potevo essere considerato un comunista convertito o un eretico. E in realtà i loro obiettivi, parlo dei magistrati, dei servizi e di coloro che erano ai servizi dello Stato, perché gli imprenditori sono tutt'altra cosa, ma quando loro colpivano dei magistrati o degli uomini politici cercavano sempre di colpire quelle persone che volevano dialogare con la sinistra, quelle persone che avrebbero costituito, cioè il ponte tra quello che loro consideravano il comunismo traditore e la borghesia e le grandi multinazionali, quindi la sinistra democristiana, parliamo l'onorevole Moro, la sinistra universitaria, l'onorevole Bachelet, la sinistra o il centro-sinistra giornalistica, Tobagi e Casalegno. Cioè hanno gambizzato Montanelli, che loro consideravano un uomo di destra, ma intanto lo hanno solo gambizzato, e comunque si era ai primordi dell'esordio delle Brigate Rosse. In realtà quando loro hanno consolidato la loro strategia è stata una strategia estremamente chiara. Loro volevano a tutti i costi impedire che ci fosse un confronto, un accordo e un incontro tra le forze riformatrici del centro o del centro-sinistra e la sinistra che si stava ampliando. Ricorderete che il Partito Comunista nel 76 stava quasi per sorpassare la Democrazia Cristiana, e non per nulla l'attentato ad Aldo Moro, con la morte dell'assassino della Scorta e il sequestro poi del famoso dello statista, avvenne il giorno stesso in cui si sarebbe dovuto consacrare il compromesso storico alla Camera. Tutte queste cose accadevano prima del 1980, perché il sequestro di Moro nel 78, quindi alla domanda rispondo sì, si capiva benissimo che erano dei comunisti duri e puri che erano disposti, attenzione, a uccidere
e a morire per la loro causa. La fede che smuove le montagne, come insegna il Vangelo, è una fede, può essere una fede purissima come quella cristiana, può essere una fede rivoluzionaria, può essere una fede violenta, ma attenzione, queste persone non è che fossero delle belve umane, sanguinarie, cattive, addirittura pazze come sono state definite qualche volta. Erano delle persone estremamente preparate, ovviamente dal loro punto di vista politico, con delle idee estremamente chiare, non sparavano nel mucchio. Questa è la differenza tra il terrorismo rosso e il terrorismo nero. Il terrorismo nero metteva una bomba per fare così, la strategia della tensione, chiamiamola. Il terrorismo rosso era estremamente selettivo. Avete sentito prima la testimonianza della morte della moglie del commissario albanese, che io avevo sentito come testimone qualche settimana prima che fosse ucciso, e poi abbiamo ricostruito l'attentato, perché l'ho interrogata io, la ragazza che ha sparato 8 colpi di pistola, una ragazza di 18 anni tra l'altro, e noi abbiamo visto che l'attentato era stato rinviato 3 volte perché il commissario albanese usciva di casa assieme alla moglie, che tra l'altro era incinta. Ma il terrorista rosso non voleva sparare nel mucchio, non voleva uccidere persone, diciamo tra virgolette, estranee all'obiettivo, non tanto e non perché fosse più buono magari dei terroristi rossi che invece mettevano la bomba, ma perché aveva una selezione estremamente politica. Lui voleva colpire il simbolo, cioè l'ingegner Taliercio, è ovvio che non avrebbero mai saputo niente dell'ingegner Taliercio, perché a parte che non sappiamo che cosa abbiano chiesto e cosa abbia rivelato, ma in realtà era anche quel processo famoso politico che hanno fatto all'imprenditore durante il sequestro, era esclusivamente un simbolo. L'ingegner Taliercio era il simbolo, e qui parliamo di un altro settore, non più dei rappresentanti dello Stato, in questo caso era il simbolo dell'imprenditoria che loro consideravano la longa manus delle multinazionali, le famose SIM, loro le chiamavano, insomma erano delle società multinazionali che facevano capo a chissà chi e avevano in mente il cosiddetto dominio del mondo da parte dei capitalisti. Quindi questo era il destino dell'ingegner Taliercio, come l'ingegner Gori. Purtroppo, come l'ingegner Labate, come tanti altri, erano degli obiettivi fungibili. Poteva essere uno, poteva essere l'altro, l'importante era colpire uno per educarne 100, dicevano, questo era lo slogan delle Brigate Rosse, cioè dovevano colpire il rappresentante, in quel caso, della grande industria, poi il rappresentante della stampa, poi il rappresentante della magistratura, poi il rappresentante dell'avvocatura. Ognuno di questi erano dei simboli che loro volevano colpire, e a ognuno di questi attentati faceva seguito un proclama abbastanza prolisso, nel quale però si capiva perfettamente quale fosse l'obiettivo di questa strategia. Era l'obiettivo di provocare la rivoluzione, di provocare una tale scossa nell'ambito soprattutto di quello che loro chiamavano il proletariato e la resistenza tradita, in modo da portare l'Italia a una rivoluzione comunista. Naturalmente non avevano capito niente, non avevano capito che per esempio lo stesso Partito Comunista sarebbe stato uno dei loro nemici più accaniti, tant'è vero che soprattutto dopo l'omicidio di Guido Rossa è stato citato prima nell'excursus che ha fatto Favaro, era un sindacalista della CGIL di Genova, che è stato assassinato perché aveva denunciato che nell'ambito della sua azienda vi erano dei simpatizzanti brigatisti rossi. L'aspetto importante che collega quell'omicidio di Guido Rossa alla storia veneta e alla colonna veneta è che l'assassino di Guido Rossa, un certo Dura si chiamava, fu individuato quasi subito, era un clandestino e faceva parte di questa colonna genovese che era estremamente crudele, era diciamo così efficace. Quando il primo pentito, parliamo della seconda metà del 1980, il primo pentito si chiamava Patrizio Peci, confessò al generale della Chiesa
o meglio disse al generale della Chiesa che aveva intenzione di dissociarsi da questa struttura di terroristi, e dalla Chiesa chiese un esempio, una prova di questa buona volontà di pentimento, e Patrizio Pecci disse: andate in via Fracchia. Via Fracchia è una via di Genova che ancora oggi, se andate a vedere sul Click, è famosa. Perché? Perché in quella casa c'erano i 4 terroristi che avevano ucciso questo sindacalista, e la casa era di una ragazza, si chiamava Anna Maria Ludman. Quando arrivarono i carabinieri e circondarono la casa, sono arrivati in 40 in assetto di guerra, hanno detto: arrendetevi, e questi invece di arrendersi hanno opposto resistenza armata e sono stati stesi tutti e 4. Un conflitto a fuoco, tra l'altro un carabiniere anche ha perso un occhio, non è che avevano fatto una strada, proprio hanno scelto di morire piuttosto che arrendersi. Questo volevo arrivare per dire che era gente che sapeva uccidere, sapeva anche morire. L'interessante per il Veneto è che la colonna veneta, che poi sarebbe sorta sulle ceneri di quella genovese, era appunto intitolata ad Anna Maria Ludman, che era questa ragazza che aveva affittato questa casa di via Fracchia a Genova, dove sono morti i terroristi. E un paio di terroristi reduci che non erano stati uccisi in quell'azione dei militari venne a Venezia, Nadia Ponti e Vincenzo Guagliardo, e ricostituirono meglio la colonna veneta delle Brigate Rosse, perché erano già avvenuti degli arresti, quelli della Marinella Ventura, dell'Emanuela Bugitti che avevamo fatto a Jesolo, di quelli che avevano poi ammazzato appunto il commissario albanese. Queste le ricordo a memoria, non ho neanche appunti perché sono cose che ti restano impresse nella vita anche dopo 40 anni. Ripeto, sì, dopo io avrò fatto tante inchieste importanti, da quelle di sequestri di persona, Tangentopoli, l'onorevole D'Alema, fino al Mose, inchieste che hanno portato anche una certa notorietà, che poi avrete anche visto si è in un certo senso manifestata il mese scorso con una sorta di indicazione, una candidatura abbastanza sorprendente. Però resta il fatto che, se dovessi dire, lo dico, la cosa più importante che ho fatto in 40 e passa anni di magistratura è stata proprio l'indagine sulle Brigate Rosse, perché in quel momento hai sentito che stavi veramente operando, eri veramente in lotta contro qualcuno ed eri un protagonista di quella lotta, che tra l'altro è stata una lotta vincente. E qui rispondo all'ultima domanda di Antonella: l'assenza della politica. La politica si è affidata alla magistratura perché intanto non aveva capito bene che cosa fossero le Brigate Rosse. Guardate, dietro le Brigate Rosse non c'era nessuno, c'erano le Brigate Rosse. Ma quello che loro non hanno capito è che se dietro le Brigate Rosse c'erano solo le Brigate Rosse erano già abbastanza. Perché personaggi come Moretti, come Gallinaro, che è stato citato, come altri, erano più bravi dello Stato. Lo Stato in quel momento non si è rassegnato ad avere davanti dei nemici e degli interlocutori, chiamiamolo così, armati, più bravi di lui, e quindi è andato a pensare al grande vecchio, a chi ci fosse. No. Il fatto è che gente come... Allora, di Gallinari, Prospero Gallinari, vi posso dare un esempio abbastanza significativo. Gallinari è stato quello che è stato citato da prima, no? Che è evaso da Treviso, era un brigatista rosso, uno dei più, non dico feroci, dei più determinati. Naturalmente aveva ammazzato un sacco di persone. Quando lo hanno individuato per la strada i carabinieri, anzi più che altro è stata la Digos, lui ha sparato. Solamente la Digos ha reagito, ha sparato a raffiche di mitra. Io non c'ero perché non era di mia competenza, però dopo in altre indagini collegate ho parlato con questi ragazzi della Digos che avevano sparato a Gallinari, perché Gallinari era sopravvissuto. E io ho detto: ma scusate, siete stati anche buoni, veramente, dice il dottore, non è che siamo stati buoni, abbiamo smesso di sparare quando abbiamo visto mezzo cervello di Gallinari a terra, cioè gli hanno tirato una raffica di mitra, ha perso mezza calotta cranica e un pezzo di cervello è scivolato a terra. Hanno recuperato quel poco che si poteva recuperare, l'hanno portato in ospedale, è rimasto un mese in coma profondo, gli hanno messo una calottina di argento, si è svegliato dopo un mese
e la prima cosa che ha detto è stato: sono un prigioniero politico. Cioè, questa è significativa intanto del fatto che il nostro cervello è un mistero, ma questo è un altro discorso, ne parleremo a un congresso di neurochirurghi. Ma questo, cioè, la prima cosa che ha detto è: sono un prigioniero, ed è rimasto così, con tanto mal di testa, questo sì, per i 20 anni e passa che è rimasto in carcere. Questa era la gente che la politica aveva davanti. L'ultimo episodio che ci ha dato proprio l'impressione che la politica brancolasse nel buio è avvenuto proprio in quegli anni. Il ministro della giustizia, si chiamava Sarti, mi ricordo, poi è finito anche nell'inchiesta della P2, ma questo non ha importanza, ha chiamato a Roma i capicolonna delle Brigate Rosse, capicolonna, diciamo, cioè i giudici istruttori che in Italia si occupavano delle Brigate Rosse, e quindi quei 15 magistrati, 16, 18, tra cui il sottoscritto che era il capocolonna veneto. Per Torino c'erano Giancarlo Caselli, per Roma c'era Ferdinando Imposimato, tutta gente che poi avrete sentito nei giornali. Io ero l'ultima ruota del carro perché ero giovanissimo, però insomma c'ero anch'io. E in quella sede il ministro della giustizia, dopo una serie di convenevoli, di benvenuti, disse chiaro e tondo che non sapevano che pesci pigliare, cioè non sapevano quale potesse essere una strategia vincente nei confronti delle Brigate Rosse. E ha chiesto a noi cosa ne pensassimo e cosa potessimo fare, ed è a grande onore, lo dico anche se un quasi abisso divide attualmente le mie idee dalle sue sotto tanti aspetti, ma è di grande onore di Giancarlo Caselli di essere stato il primo a capire che cosa si dovesse fare in quel momento per combattere le Brigate Rosse, sia sotto il profilo militare, sia sotto il profilo essenzialmente ideologico e anche giuridico. Quest'ultimo era attraverso quella legislazione premiale, la legislazione cioè sui pentiti, perché noi stavamo cogliendo anche attraverso l'esame dei documenti che nell'ambito delle Brigate Rosse c'era la sensazione di aver fallito la battaglia, di aver perso la guerra, e che quindi cercassero una sorta di via d'uscita. Allora, poiché il nemico che fugge a ponti d'oro, si era pensato che una legislazione premiale potesse essere, come poi si è rivelata, una buona arma per sconfiggere il nemico. Naturalmente, come sempre accade, da sempre, compreso oggi in Ucraina, l'aspetto più importante è quello militare. Le guerre si vincono o si perdono sul campo, non si perdono, non si vincono facendo le mediazioni, chiamando Tizio, Caio, sedendosi al tavolo. Quello che conta è la forza militare. Però nel momento in cui la forza militare oscilla e si sposta da un'altra parte, allora è il momento del negoziato, e soprattutto, come diceva Churchill, nella vittoria magnanimità, anche perché la vittoria non è detto che venga conseguita con grande facilità. Ecco, noi in quel momento avevamo, quando è stato, siamo all'epilogo ormai delle Brigate Rosse, quando è stato sequestrato il generale Dozier, di cui è stato rievocato prima, siamo nel gennaio del 1982, noi avevamo già qualcuno che collaborava con noi, ce l'avevo proprio io qui a Venezia, e quando dopo 15 giorni abbiamo cominciato con questo pentito e un altro paio di pentiti a capire dove potesse essere il generale Dozier, il generale è stato liberato con un'operazione straordinaria. Nessuno ovviamente all'epoca ha saputo nulla che noi avessimo questo pentito che stava parlando, e l'hanno saputo 30 anni dopo, anzi forse non l'hanno mai saputo, ne abbiamo parlato così, ma poi nel libro, ecco, questo è scritto, ma io per esempio ne ho parlato solo 30 anni più tardi, perché tra l'altro c'erano ancora dei protagonisti viventi. Ma in quel momento, quando abbiamo liberato il generale e abbiamo preso i loro carcerieri, prima è stato ben visto nei giornali, ma se voi andate a rivedervi tutti quanti, tra il primo di febbraio, mi pare, dell'82 o la fine di gennaio, quando il generale è stato liberato, e nel mese successivo, solo nel Veneto abbiamo arrestato 120 persone, 120 nel solo Veneto, e in Italia più di 1000, e l'intera colonna veneta delle Brigate Rosse si è sgretolata. Ma perché si è sgretolata? Si è sgretolata perché avevamo raggiunto una grande vittoria sul campo. Ripeto, è solo con la vittoria militare che puoi
andare a trattative, ma dopo quella vittoria i brigatisti, avendo capito che la guerra era perduta, hanno cominciato a collaborare. Hanno collaborato perché c'era anche questa legislazione premiale che ha consentito poi queste liberazioni anticipate, che saranno anche state scandalose, alcune sono state scandalose, però hanno consentito di chiudere praticamente la partita, anche se poi ha avuto qualche epilogo doloroso negli anni successivi, però possiamo dire da un punto di vista storico che nel 1982 la guerra fosse finita. Grazie. Bene, io ringrazio tutti i protagonisti perché abbiamo fatto, credo, un affresco piuttosto ampio di quel periodo. Spero che questo non rimanga solo un evento, ma sia seguito da tanti altri. Mi è anche venuto in mente che potremmo fare quella passeggiata nei luoghi, potremmo anche pensare di congegnarla. Se c'è tempo per qualche domanda, per qualche intervento. Buonasera, io vorrei fare una domanda al signor Taliercio. Abbiamo sentito le testimonianze anche degli altri parenti delle vittime. Voi, tra di voi, avete mai avuto un momento in cui vi siete incontrati e avete confrontato le vostre esperienze, però a livello personale, non in pubblico? No, ora non so. Mia mamma ha avuto dei rapporti con la moglie di Albanese, sicuramente, e poi noi siamo stati in rapporti con la compagna di Gori, quella che viveva a mezzo. Sì, ma erano di famiglia, insomma, li frequentava e li aveva. In realtà la curiosità era questa: vi siete mai fatti una domanda su quello che è successo in quegli anni e avete provato a dare una risposta appunto come familiari delle vittime? È difficile riuscire, noi siamo stati trascinati, cioè come almeno da parte mia, da parte della mia famiglia. Mia mamma, mio fratello aveva 13 anni, io ne avevo 18, mia sorella, la più grande, aveva 24 anni. Mia mamma si è trovata da sola dopo un periodo, ma anche con salute che ogni tanto non aveva, quindi dal nostro punto di vista il cercare, io parto sempre dal presupposto, a parte le valutazioni politiche, le valutazioni di cosa è stato, di chi sono le responsabilità, io le posso solo dire che in quel periodo l'impossibilità anche di fare un appello umanitario per riuscire a salvare mio padre c'era impedito da tutte le parti. Mia sorella è riuscita a fare un appello tramite l'allora nascente Canale 5, quindi tramite probabilmente la Montesio che ha intercesso con la televisione di Berlusconi, e abbiamo fatto questo appello che non ha sortito nessun effetto. Quello che io vedo nella vicenda di mio padre, come ho detto prima e come ha riportato Marco C'è, io la vedo molto una responsabilità collettiva, cioè una responsabilità di una società, in prima persona la persona che ha sparato. Infatti ho detto togliere, svuoti dall'ideologia queste persone, alla fine ti trovi uomo contro uomo, e dopo 46 giorni ammazzare una persona, probabilmente come dice il giudice Nordio, è una grande capacità militare, è una grande forza militare. Quindi è difficile cercare le motivazioni, io vedo proprio le responsabilità individuali e una grande responsabilità collettiva nel non avere, io penso che volere potere, quindi
nelle dinamiche di questi eventi una via di uscita, la speranza di trovare una strada, forse si poteva trovare, ma questo qua è il senno di poi della storia, e con il sé non si fa. Io sono testimone di quello che Cesare ha vissuto, per aver frequentato moltissimo, quasi tutti i giorni la famiglia Taliercio, e avere avuto in quel periodo una serie di colleghi ai quali bussavo quasi quotidianamente, dalla RAI e tutto il resto, ed erano solo no, il mio giornale compreso. Ci volle Gente Veneta, il giornale della diocesi, che cominciò una serie di iniziative, ma anche lì andavano piano, cioè dopo un periodo in cui, adesso non è possibile rivedere, pubblicavamo in prima pagina i volantini delle Brigate Rosse. Quando uccidono Gori c'è il volantino intero, che poi erano 4-5 fogli, con i motivi, con i perché, eccetera. Poi c'è un'Italia che si chiude e diventa una lotta anche di intelligence, chiamiamola come vogliamo, di ideologia. No, a voi non lascio più spazio. E questo ha comportato una serie di situazioni estremamente terribili. Ma la cosa che volevo ricordare è un suggerimento sottovoce ormai, perché non ho più il coraggio di usare il tono di sempre. Le due donne che avete visto qui, e che io ho avuto la fortuna, ma anche, come dire, la desolazione, perché come Cesare dice, ma sempre delle stesse tragedie dobbiamo parlare, che l'altro argomento e la risposta è: ci troviamo per parlare dell'abisso nel quale ci hanno buttato gli altri e da soli non riusciamo a uscirne anche se vorremmo. Sono fuggiti dalla città di Venezia, loro dicono Mestre, ma l'amministrazione comunale è la stessa nonostante i tentativi di strappo. Io ho detto, ma perché questa città non può ridare una cittadinanza onoraria? La legge italiana butta là, me ne sono lette le cose, si può fare quello che si vuole, questo qua. L'ho detto anche a chi avrebbe questo potere, no, non il sindaco, altre persone. Mica mi hanno nemmeno detto no, cioè è il silenzio che, come dire, incombe su questa cosa. Seconda cosa, è la stessa cosa, via Gori è lunga come da qui alla porta. Cioè una città che per la prima volta prende una stradina laterale a un parco. Forse anche i simboli sono estremamente importanti. L'ultima cosa, il simbolo di un libro, che credo sia disponibile qua, si deve anche a una resistenza civile di un editore. Io dico resistenza civile perché quando gliel'ho detto ho scritto una cosa, la pubblichi, altrimenti dico me la leggo io, ha detto sì, non ci credevo. Quindi è un grazie che dico alla fine di un lungo percorso di colloquio e di collaborazione. Ma attenzione, se non avessimo queste forze, queste resistenze nostre, queste capacità di responsabilità, probabilmente saremmo un paese un po', non dico peggiore, con un livello un po' più basso. E quindi il fatto che anche l'Ateneo, che ringrazio, si renda responsabile come dire, non abbiamo perso la memoria, che credo che sia tantissimo per una democrazia. Grazie, buona serata a tutti. Volevo solo informare, sono qui. Volevo solo informare di una cosa. A Mestre c'è ancora chi ricorda. Vi informo per esempio che sia al liceo scientifico Giordano Bruno sia in alcune scuole medie, con i ragazzi della terza media del liceo, i ragazzi hanno fatto il viaggio Palasport, Viale Garibaldi e Parco Albanese, hanno preparato degli elaborati a scuola. E poi ci sono state delle conferenze nelle loro scuole, quindi questo è successo l'anno scorso e quest'anno. Quindi a Mestre c'è qualcuno che, soprattutto gli insegnanti, ma non solo loro, che fanno lo sforzo per ricordare e passare questo ricordo ai giovani. Grazie. Grazie, chiudiamo con questo messaggio di speranza. Grazie Giorgio.